Un semicerchio metallico sospeso sulla vetta del Monte Rite offre al visitatore l'osservazione del panorama guidata grazie all'incisione dei nomi delle creste riproposti in bassorilievo. Questo è il primo di 3 balconi panoramici sulle Dolomiti UNESCO per la cui realizzazione sono stati investiti 185.000 euro complessivi. Dopo quello sul Monte Rite fra i comuni di Valle di Cadore e di Cibiana, prossimamente saranno aperti gli affacci sul Monte Agudo in comune di Auronzo e a Belluno in località Faverghera sul Nevegalle. Siamo grati alla provincia, alla regione e soprattutto alla Fondazione UNESCO per aver voluto sottolineare la bellezza delle nostre montagne e soprattutto il panorama che si può vedere da qui, dal nostro Monte Rite, dal quale, ricordo, Reinhold Messner dice che si vede il panorama più suggestivo delle Dolomiti, le vette con più carattere. Suggestivo il taglio del nastro e la benedizione, cui sono seguiti i canti di montagna eseguiti dal coro del CAI di Belluno diretto da Piervito Malusà. Un evento che lega e che sicuramente dà un motore in più, una spinta in più per valorizzare ciò che già da tempo si faceva, ma che secondo me in questi anni ha subito, in termini positivi, una grande accelerazione, di valorizzare il bene, il patrimonio UNESCO, le Dolomiti. Nel dettaglio il balcone panoramico del Monte Rite è stato realizzato in lamiera di acciaio e struttura in calcestruzzo armato, è provvisto di bussola panoramica di 360 gradi ed è posto a sud del Museo nelle Nuvole di Reinhold Messner. Le Dolomiti sono le montagne più belle al mondo e questo luogo, questo posto forse è uno dei migliori. Montagne visitate da turisti che hanno la coscienza e la consapevolezza di essere in un patrimonio tutelato dall'UNESCO, quindi all'insegna della sostenibilità.